Aspetto. Pino, sì, quando è finito no, non è questo. Allora, l'esperienza dei Salis è stata mentre lui lo cerca. sì, cioè siamo arrivati, sì. Ci sono due pezzi che vanno insieme. Procediamo. Andiamo con le parole. Allora, passa dall'esperienza dei Salis, poi il rapporto con gli Stormy Six. Sì. Come è avvenuto questo passaggio? Ma dunque, sempre il Salis allora era il gruppo che aveva questo famoso impianto, noi abbiamo la nostra carriera all'impianto e allora ci chiamavano gli organizzatori di varie cose proprio perché potevamo mettere l'impianto. A Nuoro c'era una festa dell'unità, invitano gli Stormy Six a suonare e chiamano noi a fargli da spalla perché mettevamo l'impianto. Quindi lì suoniamo noi, suoniamo loro e ci conosciamo e loro sorpresi che in Sardegna ci fosse un gruppo che suonasse così, noi li conoscevamo anche così un po' per aver letto sui giornali, sorpresi di un gruppo che facesse queste cose. Da lì dopo arrivò la loro proposta, gli serviva un bassista, un batterista prima di tutto gli serviva, e un bassista, e poi io e Garau decidemmo di andare su a Milano e suonare con gli Stormy Six. Volevo chiederti una cosa. Stormy Six avevano appena pubblicato il biglietto del tram, che era proprio il manifesto della musica politica di allora. E voi in qualche modo avevate con i brani di cui hai parlato, Pastore, Bandito, Zona Militare, l'impegno politico come si configurava in Sardegna. Cioè, l'esperienza polica vostra da dove veniva? Stormy Six Qui del gruppo Salis, poi come siete eravamo, confrontati poi con il movimento studentesco milanese? Beh, vabbè, lì eravamo già oltre, diciamo, in quel periodo, gli Stormy Six già iniziavano a essere un gruppo che viveva autonomamente, già fuori dal discorso movimento studentesco, era un gruppo che ormai aveva fondato la cooperativa L'Orchestra, la prima etichetta indipendente di musicisti, allora c'era Monio Varia, un gruppo internazionale, e suonavamo tantissimo in giro, come ci siamo confrontati. Loro erano dei cervelloni, gli Stormy Six per me è stata un'esperienza formativa enorme, nel senso che soprattutto in termini di progettualità, di pensiero, di scrittura musicale, eccetera, eccetera. Noi cosa portavamo a loro? Gli portavamo ritmo, dinamica musicale e anche una certa abilità strumentale. Con gli Stormy Six adesso non so, devo starci 10 ore. Se vuoi, fatemi una domanda così giusto per andare fino a qualche punto, se no possiamo far sentire una cosina di Stormy Six. Forse il pezzo più noto, Stalingrado, credo, anche se poi io ho scritto diversi pezzi per loro. Bene, allora, sentiamo perché non c'è niente. Eccolo qua. Giusto per dare, molti la conosceranno, magari alcuni.
appunto prodotto autonomamente, che ha venduto poi migliaia di copie, sempre però così, in modo autonomo, perché questo disco era stato rifiutato dalle etichette discografiche, dall'Ariston in particolare. È per questo disco che poi Fabbri e gli altri decisero di fondare la cooperativa e autopubblicare. Fu, credo, il primo esempio in Italia di etichette indipendenti. Dopo questo disco ne facemmo altri, tra cui il percorso fu poi però di ricerca sì, facciamo altri dischi, fra cui Macchina Maccheronica, che vinse il premio della critica in Germania. Era un disco musica piuttosto difficile, vi faccio sentire solo un pezzetto del pezzo che scrissi io, dove adesso voi lo sentirete, è tutto scritto, qualsiasi nota che c'è, che si sente qua è scritto. Sì, sono frammenti. Eravamo influenzati molto dalla musica contemporanea, che abbiamo anche studiato all'università, insomma. Sì, abbiamo anche tanta altra roba e pochissimo tempo. Sì. Abbandoniamo per un attimo il capitolo Stormy Six, perché sarebbe da parlare per giorni. Passiamo all'altra fase della Tancaruia. Una doppia fase, una diciamo fase elettrica e una acustica. Ti volevo chiedere, ti faccio due domande. Allora, come nasce l'idea del progetto, e poi volevo sapere, il medico al testo, visto che siamo in un festival di poesia, la parola. Tu quando componi e scrivi le tue canzoni, scrivi prima la musica e poi il testo, parti dal testo, usi una tecnica particolare, oppure, come capita a molti, di volta in volta si decide? Dunque, parto dalla musica in generale. A volte sono un po' piccoli frammenti che io riconosco dentro di me, perché poi nella composizione, ecco perché avrei voluto sembra un corso per i giovani. In realtà la composizione tu quello che è valido lo riconosci, non sai quando sarà il momento, ma la riconosci. Credo che sia un processo che avviene anche nello scrivere poesia, per cui prima metti da parte moltissima roba, butti via, eccetera, che riconosci la cosa, questo mi piace, vado avanti, no? Però generalmente io partivo dalla musica e poi sudavo sangue per metterci dentro le parole, insomma, perché noi teniamo un incontro parolieri o poeti, ti ricordi Anna Cristina? Perché scrivere sulla musica è un lavoro a sé, è il lavoro a sé che è un altro grande lavoro di artigianato, perché la parola, quando scrivi in musica, deve avere, prima di tutto deve suonare bene, poi deve avere un significato in sé, deve legarsi come significato alle altre parole, e poi devono, almeno per me, devono avere una grande forza evocativa. Ecco, a questo punto il testo inizia a fermarsi sul pezzo di carta, e per cui per far questo io partivo sempre dalla parola che suonava meglio. Quando invece hai collaborato con Michele Piolleda? Michele Piolleda credo che sia il paroliere vero in Sardegna, perché lui è molto esperto, sì, una sorta di mogol a 5 stelle però. Ho lavorato molto bene con lui, ha scritto tanti testi per me, ovviamente insieme poi rimane già un'esperienza vissuta anche con Anna Cristina Serra, per poco. Questo è stato il grande lavoro, anche i Tancaruia sono stati per me un punto d'arrivo, in fondo, possiamo dire, la focalizzazione di tutto un mio pensare.
cioè lavorare dai materiali sardi per arrivare a una traduzione in senso moderno. Allora in un'intervista, stiamo parlando del 2003, appunto io parlai per suonare a cavallo fra il rigore estetico della tradizione e la libertà dell'innovazione. E poi nell'articolo venne chiamato tradizione di Tancaruia, fra la tradizione e l'innovazione. E questo fu una grande sfida. C'era molto dibattito anche allora fra il rapporto fra appunto la tradizione e l'innovazione. Quello che ho cercato di fare io è di sentirmi figlio di maestri, cioè quindi partire dall'insegnamento per cercare però di fare anche poi proposta, non solo di proposta. Questo è stato il lavoro con i Tancaruia, un lavoro estremamente interessante e, come dire, gratificante. Tu mi hai chiesto, perché sono state 2 formazioni di Tancaruia, la prima del 99 era molto elettrica, molto world, e questa cosa era bella, però alla fine chi lavora nel campo della musica folk, etnica, come viene chiamata, eccetera, la vera, possiamo dire, il vero confronto avviene con la parte acustica, suonare in acustica, che era poi la cosa che alla fine mi piaceva di più. E allora il gruppo si trasformò, arrivarono dei giovani molto freschi, molto curiosi, e formammo questo gruppo. Abbiamo girato tanto all'estero, al Festival di Mantova, sì. Sarà il caso di farvi sentire qualcosina? Sì. Sentire Isettando. Perché faccio sentire questo pezzo? Perché questo pezzo in realtà nasce a Seneghe. I primi accordi sono nati proprio sul Nuraghe Ruglio. Isettando vuol dire aspettando. Qualcuno l'ha definito una canzone quasi una preghiera. Naturalmente non solo la musica ma anche i testi. Per esempio un'altra sfida era il campidanese, bisogna scrivere in logudorese, la lingua più bella, per il campidanese è solo per ridere, per le commedie, ma non è possibile questa cosa. Allora ho cercato di approfondire e ho scritto Chizzi Chizzi miniera, presto in miniera. Insomma, vuoi leggerlo un momento? Anche cercando proprio di capire se il campidanese si prestava a parlare anche di cose, tipo in questo caso della miniera, quindi di impegno sociale, e in qualche modo anche poetico. Se vuoi... Leggo qualche strofa per dare un'idea. Anche una traduzione. Sì, va bene.
Bettimindi un arrogo devani farrau in sulludu, cababbo e starrutto in miniera. A porrimmi uno muccadoreddu attuffavo in subrantu, casposo e starrutto in miniera. E starrutta salluci nottesta in miniera. Chizzighizzi a mengiano d'indisesi vesau d'orrendi a gherrai, po un arroghe graboni, chizzighizzi a mengiano d'indisesi vesau, po un arroghe graboni, chizzighizzi a mengiano. Eia, cagigliam davvero. Fai l'altra magari quella. Leggo la traduzione? Sì. Portami un pezzo di pane infornato nel fango, che babbo è caduto in miniera. Porgimi un fazzolettino tuffato nel pianto, che sposo è caduto in miniera. È caduta la luce stanotte in miniera. Presto presto al mattino ti sei alzato, ricominciando a battagliare per un pezzo di carbone. Presto presto al mattino ti sei alzato per un pezzo di carbone, presto presto al mattino. E poi ho voluto provare anche a dire se usando delle parole anche non convenzionali potessero entrarci. E allora ho scritto anche questa strofa: sa giustizia in suo mondo non bessi mai giusta, currumpi e frovagia che corrudegai. Sa fortuna trevessu si spuda da facci, baratta e gallona che droglio e mragiai. Caso povero arrutto non può di cantare. Lo vuoi leggere tu la traduzione? La giustizia nel mondo non esce mai giusta, corrotta e bugiarda come cazzo di cane. La fortuna avversa ci sputa in faccia, svenduta e cogliona come scorreggio di volpe, che il povero caduto non può cantare. Lo faccio sentire un momento sto pezzo. Sì. Il sardo è. Quindi una ronda mani infornati sul cavallo e starrutto in mini. La voce non vale ma tutti. A corrimi uno bucatore tua tu fai su ranto, la sposa e starrutto in mini. E starrutta salluci non testa in mini. Pino, ti volevo chiedere, nelle tue tante avventure musicali c'è stata anche quella di produttore, oltre che musicista ovviamente, dell'album di Ambra Pintore. Un lavoro che ti ha preso molto tempo, ci hai lavorato tantissimo, c'è stato un tour, è stata un'esperienza molto particolare, anche perché si tratta di un album con suoni abbastanza nuovi, almeno per il panorama sardo. Come è nato questo progetto con Ambra? E poi ti volevo chiedere, visto che in questo disco sei stato anche produttore, noi ci riempiamo la bocca e la pancia di identità, di musica identitaria, di tutte queste cose qua, insomma. E per esempio la realtà sarda resta ancora, come dire, marginale. Penso per esempio al Salento, la musica salentina che ha un respiro internazionale, conosciuta ovunque, e noi non ci siamo riusciti. Secondo te perché? Per mancanza di discografici in grazia di Dio, per mancanza di produttori in grazia di Dio, per altre questioni che non riesco a capire? Allora, parto da... Ieri sera Mariangela Gualtieri ha detto: questo festival è uno dei più belli al mondo, e ha detto: voi non ve ne rendete conto, perché dice voi lo vivete, quindi non avete termini di confronto. E un po' questo è quello che succede per la ricchezza della musica sarda, cioè, in fondo i sardi non se ne rendono conto, nel senso che non la vivono come un fatto universale, è la loro, è la nostra, è mancato sempre un po' questo, un po' di fiducia, di visione anche di insieme,
che non ha permesso che in Sardegna si sviluppassero, come possiamo dire, quelle figure professionali che creano poi comunque l'onda che varca il mare e che va avanti, produttori, etichette discografiche, professionalità, come possiamo dire, professionalità in genere, dai fonici, ci sono, voglio dire, però manca, come possiamo dire, quella grinta giusta e quella fiducia in se stessi di pensare che la musica sarda di tradizione moderna possa essere in realtà un'onda da esportare. Uno dei miei sogni era quello che noi riuscissimo, seppur nel piccolo, di fare come hanno fatto l'afrobeat, come hanno fatto il reggae, cioè la musica irlandese, adesso la musica salentina. Quindi è un problema forse di unione, di forze e di sforzi. Credo che in due parole sia questo, naturalmente il tema andrebbe molto molto approfondito. Sai, professionalità vuol dire che se devi iniziare una certa ora tu devi essere pronto, quindi vuol dire che tu le cose devi preparare 3 ore prima, eccetera, eccetera, per dirti, no? Negli studi che tu dici iniziamo a registrare un'ora e quella è lì. Produttori soprattutto che amano fare i produttori, mi viene in mente sempre quello dei commitments, no? Era un ragazzo che non voleva né suonare, non aveva invidia per i musicisti, voleva fare il manager e lui lavorava nell'ombra per farli diventare famosi. Poi queste figure sono un po' mancate, credo, in Sardegna, oltre una certa, come possiamo dire, un po' le caratteristiche in fondo dei sardi, a volte un po' di ostracismo, di reciproche, di cose, campanilismi. Ecco, questo credo che in due parole possa essere questo, un po' un peccato, però insomma, al di là di questa analisi un po' triste, in realtà poi la musica sarda comunque si impone in tanti vari fattori. Il tenore sono patrimonio dell'umanità, esistono grandi artisti anche riconosciuti all'estero, di Fresu, la stessa Elena Ledda, eccetera, eccetera. Però è l'onda che non abbiamo esportato, anzi per esempio a volte mi sorprende quando Paolo Fresu ha fatto quella cosa a Cagliari di beneficenza per la Sardegna, è stato strano per me con alcuni miei amici che la guardavamo insieme a Milano, perché io dirigo un coro polifonico sardo a Milano, di sardi che stanno a Milano, ancora ci sono qui alcuni amici, e dicevamo ma non canta nessuno in sardo in questa grande kermesse. No, per dire, ecco un po' l'esempio credo che sia un po' questa la... Sì. Mi pare che l'ultimo disco che avete inciso come Tancaruia sia Ballo Furioso, Sì. che è appunto un disco che mi ha sorpreso un po' perché era tutto di balli sardi. È una sorta di ritorno alle origini. Quando tu appunto dici tuo nonno che era il suonatore di ballo sardo di Paoli Lacchi, tuo nonno materno, tuo padre che suonava in un gruppo che eseguiva, siamo appunto all'essenza della musica popolare. Adesso tu parlavi della Sardegna, un po' ti volevo far tornare un discorso un po' simile a quello fatto da Francesco. Io ho un po' di dubbi, vorrei che mi dicessi il tuo parere sulla situazione attuale, perché l'onda un po' dell'etno rock sembra essersi spenta in sostanza, e a me sembra anche che nella festa, che era il luogo cioè appunto tu dicevi andavate per 3 giorni, era il luogo in cui si suonava di pomeriggio e di sera, si ballava continuamente, la musica sarda sta scomparendo anche dalla festa, cioè in qualche modo, siccome la tradizione va rispettata, la si disloca lateralmente, ma al centro dei giorni più importanti della festa, si ragiona, quello che piace alla gente, quello che piace ai comitati, sono i gruppi che fanno cover, o sono le iniziative che imitano, cioè questi spettacolini ispirati alla televisione, cioè a Colorado Caffè, Zelig, eccetera, sono questi comici qua. Cioè la situazione, secondo me la festa va ripensata, cioè il discorso va fatto seriamente, cioè la musica tradizionale sarda deve tornare, ma innovando, cioè credo che la tua esperienza sia stata importante per questo. Forse mi piacerebbe anche sentire Stefano Del Vecchio sull'esperienza di come loro hanno, cioè non abbiamo molto tempo, mi è venuto in mente così, cioè
la bellissima esperienza di questa musica popolare oggi, che si fa musica popolare in modo nuovo. Io la considero musica popolare, non credo che vi offendiate. Sì. Non so se sono stato abbastanza confuso. Sì, lo sono stato. È difficile dare una risposta. Le cose si evolvono, probabilmente quest'onda degli anni arrivata fino al 2005, 2006, 2007 aveva forse anche stufato, forse i gruppi non riuscivano a rinnovarsi, sono cambiate le cose. Noi non dobbiamo mai dimenticare il contesto sociale dei vari anni, quindi forse anche in Sardegna hanno iniziato a... Ma no, allora, in Sardegna c'è stato un grave... Perché è finita quest'onda? Perché quando tu apri delle strade, come c'erano tanti gruppi allora, cosa avviene? Arriva, come possiamo dire, quelli che riproducono conformizzando le cose, commercializzando, per usare questo termine. In Sardegna è avvenuto con precisione questo. Adesso io non vorrei fare degli attacchi, ma visto che me l'hai chiesto, ne citerò uno, forse il capostipite, Giuliano Marongio. No? Giuliano Marongio, un presentatore molto noto di televisione, di materiali sardi, eccetera. Lui ha la pensata di trasformare in senso pop e di balera le cose tradizionali. Ecco che allora assistiamo a questo spettacolo dove loro cantavano Pepino Meu, no? Nanne Dumeu, volevo dire, con le ballerine scosciate, diciamo, che ballavano, oppure l'Ave Maria suonata con la batteria, Budu Bumbu. Questo avvenne. Lui però era molto popolare, la cosa era molto semplice e iniziò lui a fare successo e aprì la seconda fase, ci siamo, a cui si aggiunsero molti altri musicisti e cantanti sarde che fecero questa operazione, cioè materiali tradizionali sardi, cantati in sardo, però con questa aria di musica da balera, e questo spazzò praticamente tutta quella musica che facevo anch'io, perché divenne difficile per noi confrontarci e entrare in competizione, perché i comitati ti chiedevano alcune cose che facevano gli altri, tipo, ma appunto, perché non fate l'Ave Maria, eccetera, oppure perché non fate Non potrò riposare, cioè tutta una serie di cose che non facevano parte del nostro progetto, è come chiedere a un poeta che va in un festival di poesia a Sene, che non so, e gli chiedono recitaci San Martino Campanaro, ci siamo, se tu non lo fai non ti prendono più. Beh, tu non puoi però, un poeta, confrontarti, capito? È un po' questo è avvenuto, quello è stato un grosso colpo, e poi da lì possiamo dire, da lì adesso la situazione io non la conosco neanche più bene, perché mi sono posto in un momento di silenzio, non sto molto frequentando, vedo che